manda, Signore, in mezzo a noi, ma lo Spirito di santità, Spirito dell'amore. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Si può essere stupiti e affascinati dalle parole e dai miracoli di Gesù, ma restare increduli. È ciò che accade ai concittadini di Gesù nella sinagoga di Nazareth ed è quello che può accadere anche a noi. La fede è un dono dall'alto e va chiesta incessantemente, perché tutto il resto lavorerà contro di noi per impedirci di cogliere la verità di Dio che si manifesta nella nostra vita. E quest'oggi siamo uniti anche attraverso gli strumenti di comunicazione. Dovrebbe essere la giornata di preghiera per i malati e per chiedere alla Madonna il suo aiuto e il suo sostegno. E anche noi all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, fonte della luce, vinci l'incredulità dei nostri cuori, perché riconosciamo la tua gloria nell'azione del tuo Figlio e nella nostra debolezza sperimentiamo la potenza
te nel Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e il loro padre si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, Dalmota si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. Come gli occhi di una schiava nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai monti in superbia. È stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole è allora che sono forte. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose e che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. La parola che abbiamo ascoltato quest'oggi è una parola impegnativa, perché ci fa vedere come l'amore del Signore è grande e si prende cura di noi. Ma questo ci scandalizza. Un Dio che si abbassa, che viene a cercarci, ci scandalizza. Perché noi vogliamo un Dio potente, ma anche lontano, che ci lasci in pace. Succede così, vero? Invece vediamo come il Signore nella prima lettura invita Ezechiele ad annunciarlo e lo chiama figlio dell'uomo, perché il profeta è proprio del popolo, non è uno che è venuto giù dal cielo come Gesù, ma è il figlio dell'uomo e viene mandato perché? Perché l'uomo sta sbagliando strada e non è fedele a quanto il Signore ha manifestato a lui. E anche se questo popolo ha fatto fedeltà, ha detto al Signore: tutto ciò che tu ci dirai noi lo faremo, questa alleanza che è stata fatta, poi se ne dimenticano. E infatti il Signore gli dice: ti mando verso figli testardi, dal cuore indurito. Non è che ti mando tra brave persone, capaci, accoglienti. Se tu dirai loro, dice il Signore, ascoltino o non ascoltino. Cioè il Signore mette già in programma che noi non lo ascoltiamo. Però la parola ci viene annunciata e anche viene rivelato come la natura umana è una genia di ribelli. È una pagina dura, perché noi non pensiamo di essere così, vero? Noi pensiamo di essere bravi, buoni, andiamo in chiesa, facciamo le pratiche di pietà, eppure il nostro cuore è sempre pronto a girare fianco, potremmo dire. La seconda lettura ci descrive un'esperienza concreta. Abbiamo Paolo che va ad annunciare e conosciamo quanti successi ha fatto anche, no? Però Paolo in una lettera racconta anche tutte le avventure che ha subito, i pestaggi, le lapidazioni. Non è che sia stato sempre accolto, anzi ha dovuto fuggire. E in questa lettera che abbiamo ascoltato oggi descrive una situazione particolare. Dice addirittura che ha pregato 3 volte perché il Signore lo liberasse da questa spina, chissà cos'è, vero? Però è sottolineato che è Satana che vuole perseguitarlo per quel bene che sta facendo Paolo. E allora la risposta del Signore è che ti basta la mia grazia, perché nelle
debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, questi l'opera di noi pensiamo che quando stiamo bene, eccetera, facciamo tante cose. E qui invece viene sottolineato che quando non stiamo bene, quando siamo in sofferenza, la nostra testimonianza, il nostro amore al Signore è più grande. E allora anche oggi per i malati questa lettura è importante, perché certamente quando siamo nella malattia non è facile non è facile dire di sì perché ci troviamo fragili, ma come il Signore anche Lui ci ha continuato ad amare e ci ha donato la sua madre, al buon ladrone ha detto oggi sarai con me in paradiso, quindi anche Lui, pur di quelle sofferenze che stava vivendo, ha continuato ad essere questo dono. E la risposta di fronte alla malattia, ecco, fidarci, abbandonarci al Signore che ci aiuta e ci sostiene. E poi arriviamo a Nazareth, io l'ho sperimentato quando andavo al mio paese, o anche voi quando tornate al vostro paese, si pensa di avere l'accoglienza, di essere... e invece no. Avevano sentito parlare di Gesù, quelli di Nazareth, avevano sentito che facevano miracoli, eppure sono rimasti fermi in ciò che loro conoscevano. Ha vissuto 30 anni a Nazareth, quindi la gente l'aveva conosciuto, ma l'aveva conosciuto senza averlo conosciuto. E tante volte capita anche a noi, si dice pregiudizio, quello lì è un buon da niente, quello lì non mi serve. Il Papa parla degli scartati. Sono tutte quelle persone che per noi non sono importanti. E anche qui vediamo come l'incredulità è riuscita a scandalizzare Gesù. Si scandalizzava, cioè perché vedeva queste persone che non riuscivano a cogliere la presenza di Dio. Ciò che scandalizza è proprio un Dio che si incarna. E in quell'uomo, come abbiamo sentito il giorno di San Tommaso, no? Che quando il Signore le è apparso le dice mio Signore e mio Dio, cioè riuscire a riconoscere la presenza di Dio in quell'uomo che parlava a loro. Tante volte anche noi magari siamo un po' con gli occhi chiusi e non riusciamo a riconoscere la presenza di Dio in quelle persone che ci parlano di Lui. Ecco allora l'invito del Signore a lasciarci stupire, ma attraverso quella persona, attraverso quelle circostanze, il Signore ci parla e ci porta avanti nella fede. Ecco, allora chiediamo alla Madonna che ci dia una mano, lei che ha dovuto vivere tante situazioni, che la sua vita non è stata facile, eppure ha avuto la forza, certo con l'aiuto del Signore, a dire sempre il suo sì e sempre più generoso, fino a dare la sua vita anche per noi.
Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e però per dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Con grande fiducia a Lui. Eleviamo la nostra preghiera comunitaria. Preghiamo insieme, dice. Per la Chiesa sia sempre comunità di annuncio instancabile del Vangelo, con la parola e l'esempio per interrogare gli uomini del nostro tempo e invitarli alla salvezza. Preghiamo. Per gli uomini di scienza e di tecnica, non si aggrappino a ideologie, ma sappiano sempre scrutare la verità con sincerità d'animo e apertura di mente. Preghiamo. Per quanti vivono lontani dalla fede, siano attratti dall'esempio semplice ed entusiasmante di persone che vivono nella misericordia di Dio. Preghiamo. Per la nostra comunità, ispirata dalla parola e nutrita dall'Eucaristia, promuova una vita ricca di fede, spieta e gioiosa, perché a tutti giunga la luce del Vangelo. Preghiamo. E vogliamo pregare per il Papa che in questa nostra Santa Messa anche lui sta celebrando a Trieste in unità con tutta la Chiesa italiana, perché la sua presenza porti frutti di grazia per tanti. Preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore, e per tutte quelle intenzioni che portate nei vostri cuori, perché il Signore abbia da sostenerle ed esaudirle se è nel suo progetto d'amore. Preghiamo. O Padre, con la fiducia dei figli che sperano in Te, ti abbiamo presentato le nostre invocazioni. Esse salgono a Te nella certezza di fede che sempre ascolti il Tuo popolo, e ti preghiamo per tutti i nostri ammalati. Per Cristo nostro Signore.
Questa offerta guarda noi, tutto noi t'offriamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita di Lui, Dio, da nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e un dono sempre nuovo del Tuo amore per noi. Fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la per questo mistero. A te la nostra lode, acclamando con Cristo. Oh, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nel alto. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente, lo diede ai suoi
Questo è il mio corpo offerto. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, a la Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, dati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazia. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Noce d'amplitudine, presenzo me, genitori, la giubilazione, salus sono virtus. Procedenti o applicati. Amen. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. L'opera della nostra redenzione nel mistero pasquale del tuo Figlio. Fa che annunziando con fede nei segni sacramentali la sua morte e risurrezione, sperimentiamo sempre più i doni della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il nome di Gesù. Benedetta la sua sacratissima mano nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa Benedetta Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. La messa è finita, andate in pace. Facciamo una preghiera speciale alla Madonna, salute degli infermi. O Vergine Santa, tu apparisti alla piccola Teresa d'Us, in un anno che ha conosciuto tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Portus hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi, riconoscenti, ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie, ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infernorum. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio.
ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza al volere del Padre, sì da poter sempre, come te, dire: si compia in noi, o Signore, la tua santa volontà. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,